ultimo giorno della mostra sulla Grande Guerra ad Abano Terme, sul Fiat 470 ex H Padova 302 di Imbus Club Veneto. L'evento è stato un grande successo di pubblico ed è stata un'eccezionale collaborazione con il comune di Abano Terme da ogni punto di vista, in particolar modo logistico, con massima disponibilità da parte del personale comunale e un enorme gradimento da parte del pubblico. Sono stati 4 giorni molto intensi, abbiamo avuto visitatori. Please, if you want, it's an exhibition on the Great War. I'm doing a short video for the website. Abbiamo avuto visitatori da tutti i paesi, quindi abbiamo lavorato con l'inglese, ma quello, come molti sanno, è il mio lavoro. Io sono Patrizio Castelli che vi parla, il presidente di Imbus Club Veneto e il referente estero di Imbus Club, madrelingua inglese, bilingue italiano e di professione traduttore, interprete, insegnante di inglese. E quello era uno squillo da parte di mia moglie per capire cosa sto facendo. Ormai sono sparito da giorni. Comunque questo è un video, è il bello della diretta. Quindi un enorme gradimento da parte di pubblico. Abbiamo avuto visitatori tedeschi, olandesi, svizzeri, da tutti i paesi. È stata veramente una grandissima soddisfazione. La mostra è stata molto gradita. La collaborazione con l'Associazione per la Storia, che ci ha fornito una parte dei reperti, quelli inerenti alla guerra dei gas, è stata un successo. Come molto gradita è stata la riedizione della mostra sulla motorizzazione militare, che abbiamo allestito già a partire dal 2015 con i pannelli fotografici che sono sia in italiano che in inglese. Qui vediamo la barella originale e l'impermeabile antigas per l'uso per soccorrere gli intossicati dall'iprite, facenti parte della collezione di Associazione per la Storia. Da lì facciamo e il Fiat 470 si è comportato egregiamente da ogni punto di vista, sia come autobus nei trasferimenti da e per il deposito comunale di Abano Terme. Questo ci ha permesso di mettere il mezzo in sicurezza alla sera e di non lasciarlo in strada, comunque che nonostante la presenza della sorveglianza, essendo un autobus urbano, non sono previste chiusure per il vano motore, quindi giustamente sia per la sicurezza dei reperti esposti, che sono assolutamente unici, sia anche per la sicurezza del veicolo era fondamentale che andasse chiuso sotto chiave in sicurezza di notte. E quindi per concludere questo breve video, desidero esprimere a nome di Imbus Club Veneto, l'Associazione per Ricerche Grande Guerra, e anche a nome di Associazione per la Storia, il ringraziamento al Comune di Abano per la grande disponibilità e per la realizzazione di questo evento, che posso dire forse è stato in questi 4 anni di mostre che abbiamo fatto itineranti sulla Grande Guerra, posso dire che è stato forse quello più importante di tutti da un punto di vista della visibilità. Adesso andiamo a mangiare.